Il capo organizza la giornata alla vita durante la settimana di San Calogero come tradizione con la benedizione dei bambini. Sì, festeggiamo sempre la vita, sempre in ogni caso, in ogni momento della nostra giornata. Siamo felici di essere qui, ci sono tantissimi bambini, tantissime mamme, abbiamo già dato un piccolo dono alle mamme in attesa, un bavaglino con un piccolo simbolo di piedini, di una vita in cammino con i propri bambini. Siamo sempre soddisfatti di quello che la gente, cioè vicino a noi, ci dimostra il loro affetto, la loro sensibilità, donandoci sempre tantissime cose. Grazie, cosa dire, viva la vita! Ricordiamo il vostro impegno al CAV, non solo oggi, in questa giornata. No, siamo sempre impegnati 365 giorni all'anno, siamo sempre presenti e la cosa bella è che ogni giorno abbiamo sempre tante giovani donne che bussano alla nostra porta per chiedere aiuto. È chiaro che chiedono aiuto perché amano la vita e vogliono andare avanti sempre con il loro bambino nel grembo. Distribuzione del pane e anche una rappresentazione teatrale? Sì, ci sarà la nostra amica Antonella Monreale che reciterà dei monologhi scritti da lei a favore delle mamme, a favore della vita, e Ugo Adamo che ci accompagna sempre con la sua lieta musica, e distribuiremo il pane e i palloncini come stiamo facendo, ed è una grande festa della vita. Anche Antonella Monreale partecipa a questa manifestazione per la vita con dei monologhi insieme ad altri due colleghi? Sì, stasera abbiamo avuto l'onore e il privilegio di essere qua. L'emozione tanta, siamo felici di esserci anche perché è una tematica che ci sta molto al cuore. Stasera vi sentirete 3 monologhi scritti da me con Susi Delicato, Zaira Picone e Oriana Paolo K. È un inno, sono tre monologhi con un inno alla vita. Spero che riusciate a sentire e a capire tutto quello che il CAV in tutti questi anni ha portato qua ad Agrigento. Oggi anche tu qui al CAV, tu sei stato uno dei fondatori e sostenitori e lo continui a essere di questa interessante motivazione che è proprio per la vita? Sì, diciamo una grande manifestazione, replichiamo nel piccolo quello che è avvenuto il 22 di giugno a Roma, la marcia, oltre 30-40 mila persone a favore e a sostegno della vita nascente. Ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, anche della televisione, che praticamente l'Italia ormai è in deficit, sappiamo bene le culle vuote e ormai siamo in forte denatalità, e allora fare una politica a sostegno della famiglia e dei figli che quando arriva venga aiutato. C'è forse la probabilità del reddito di maternità, significa dare una mensilità alla mamma che tiene il bambino per ben 5 o 8 anni. Di mettere tutta la tua passione di cui sei capace, di avere coraggio di rifiutare e andare avanti, di non farti mai fare la domanda di riserva, di indossare il tuo bel sorriso nonostante tutto, di tenere pulito il tuo cuore e la tua anima. Se tutto il male che ricevi e che pensi di non meritare lo trasformi in qualcosa di positivo e vai sicuro per la tua strada, vedrai che sarai orgogliosa della persona che sei. Questo messaggio è rivolto a coloro che pensano che dal baratro oscuro non si possa uscire, e invece non è così. Se ci si guarda attorno, uno spiraglio di luce c'è, sempre. E ricordati che alla fine di una tempesta escono sempre colori più lucidi dell'arcobaleno, e avrai vinto la scommessa con te stessa.